Salve ragazzi, oggi parliamo di un artista famosissimo, di una vera e propria icona, Andy Warhol. La grande operazione artistica di Andy Warhol è stata quella di rispecchiare, ma secondo me anche criticare in maniera sottesa, in maniera sottile, la nostra società, la società della produzione di massa, attraverso, potremmo dire, diversi canali, diversi punti del suo diversi aspetti del suo intervento artistico. Innanzitutto sono famosi i suoi soggetti, dalla zuppa Campbell alle star di Hollywood, ai grandi cantanti della sua epoca, alle star della sua epoca. Tutti i suoi soggetti vengono trattati per quello che in fondo sono, cioè come prodotti industriali, tanto Marilyn Monroe quanto la zuppa Campbell. Questa è stata davvero una intuizione geniale, soprattutto dal punto di vista teorico, non tanto dal punto di vista tradizionalmente tecnico, diciamo così, dell'arte, della pratica artistica. D'altra parte egli, diciamo, aderendo ai sistemi produttivi del proprio tempo, finisce per scarnificarli di dentro dal punto di vista teorico, quindi finisce per sostanzialmente denunciarli, anche con la sua pratica artistica stessa, cioè egli ha dato vita a tante opere a 4, a 6 mani, cioè con altri artisti, con molti assistenti o diciamo pseudo assistenti, gente che in un certo senso ruotava attorno a lui nel suo studio, che egli infatti chiamava factory, quindi sostanzialmente polo industriale, diciamo factory si può tradurre come azienda, come diciamo luogo dove appunto si creano prodotti, non si può certamente tradurre come bottega d'arte. Quindi egli facendo aderire la sua pratica artistica stessa ai codici della produzione di massa, finisce per, anche da questo punto di vista, finisce per denunciare le caratteristiche della società del suo tempo. Egli operò nel New York degli anni 60, era il punto di riferimento diciamo, di tutto il mondo underground che ruotava attorno alla sua città in quel momento. Egli stesso, un po' come i personaggi che egli rappresentava, da Elvis a Marilyn, si configurò in un'icona anche dal punto di vista estetico, con la capigliatura, con anche il suo stile di vita. Quindi egli stesso finisce per far aderire la propria persona a quella mercificazione che caratterizza i suoi personaggi, che caratterizza i soggetti della sua arte. Quindi in lui c'è una completa adesione a tutti i codici della società di massa e della società del suo tempo, e questa adesione, almeno secondo me, non è un'adesione diciamo pacificata o pacifica, ma nasconde nemmeno troppo bene una forte, un'aspra critica appunto alla mercificazione imperante, a quelli che sono i codici della società occidentale degli anni 60, che poi sono i codici in fondo della nostra società. Da questo punto di vista Andy Warhol è davvero un artista sociologo di grandissima acutezza, e ancora oggi la sua lezione artistica e teorica è assolutamente valida e penetrante.